Tra i luoghi più belli, più suggestivi della Sardegna, legati all'Inquisizione e al Malleus Maleficarum, figura sicuramente Castelsardo. Dal nome di Castellaragonese poi mutò il nome in Castelsardo, la collina che vedete alle mie spalle, un castello cinto da robuste mura, da torri fortificate per lo più circolari e attraversato da passaggi segreti, ma soprattutto dotato di una chiesa cattedrale all'interno del castello e poi da una serie di stradine tortuose che conducevano gli abitanti a vari altri edifici. E qui ci troviamo nella via Purgatorio, il cui nome è legato in un certo senso anche alla storia dell'Inquisizione, agli inferi danteschi, ma soprattutto ed in realtà ad una suggestiva chiesetta. Si chiamava la chiesetta del Purgatorio o di Ossaia, il perché è presto detto. È una chiesetta umile che risale al XVII secolo e che veniva utilizzata fin dal tempo medievale per poter conservare le ossa dei defunti. Secondo una antichissima leggenda, questa chiesa sarebbe stata realizzata su un antico ossario e forse su un vetusto cimitero. In realtà gli studiosi sostengono che invece la sua realizzazione sia ascrivibile al secolo XVII. Lasciamo per un attimo questa chiesa e andiamo più su nel cuore della storia per poter incontrare per l'appunto le vicende della Santa Inquisizione. Nel cuore della fortezza di Castelsardo, all'interno delle sue robuste mura, sembra di risentire i passi di Caterina Curcas, una delle streghe più potenti del nord Sardegna, che secondo l'accusa, oltre ad essere una delle vecchie dimoranti di Castellaragonese, fu anche una delle più temute streghe ed anche delle più accusate. Secondo l'accusa, questa donna avrebbe intrattenuto dei rapporti molto particolari con un demonio, dapprima apparso nei sogni notturni e poi, invaghitosi di questa donna, in più di un'occasione avrebbe cercato di sedurla, addirittura durante a dei banchetti particolari in una valle denominata la Valle dell'Inferno, che secondo alcuni studiosi era situata tra le parti di Sedini e secondo altri invece nella zona di Tergu. Una volta varcato il portone d'accesso del palazzo episcopale della diocesi di Ampurias, l'antica diocesi a Castelsardo, incontreremo quest'oggi un ospite d'eccezione nelle sale che accolgono il museo e quindi la mostra della stregoneria, della magia e della Santa Inquisizione. Buongiorno Francesco Tamponi, un'ottima idea quella di dedicare ai turisti, ma soprattutto ai sardi, una mostra sul loro antico e misterioso passato.
Ben arrivato Marcello, nella casa del vescovo di Ampurias a Castelsardo, dove oramai da un po' di anni è allestita questa mostra che illustra i temi dell'Inquisizione e di tutto quello che è stata storia in questo luogo, con i personaggi che sono passati, gli eventi che sono capitati e soprattutto con le parole che sono state dette. In queste stanze, parole che sono state pronunciate in questi luoghi della memoria del passato di Castelsardo, ma con esso del passato della Sardegna, e ci porta un po' indietro anche nella antica Spagna. Sì, il tema di fondo è sempre quello dell'Inquisizione e quindi dell'articolazione di questo tribunale ecclesiastico che nasce addirittura nelle profondità del Medioevo, già nel XII secolo, ma che si evolve con una grandissima rivoluzione nella metà del 1400, quando si richiede al Papa un apposito strumento per perseguitare gli ebrei e gli islamici di Spagna, e i re cattolici chiedono appositamente di poter intervenire su quella che allora si giudicava una eresia che andava contro la fede del cristianesimo. Un braciere spento che doveva dare del tepore in questa stanza, parrebbe una stanza d'accoglienza, forse una cucina. Il fuoco si è spento un poco come i timori della Santa Inquisizione, ma cosa avveniva in questa stanza e nelle altre che visiteremo a breve? Ci troviamo nella parte più intima e interna dell'Episcopio, sono le stanze private dei vescovi di Ampurias. Uno di questi, tra l'altro, è stato anche un grande inquisitore. Nel momento in cui l'Inquisizione spagnola, che nel frattempo si era strutturata a Cagliari nel monastero, nel convento dei Domenicani, fu trasferita a Sassari nel castello di Gaspar Centelles, requisito anche quello dell'Inquisizione, e si diffuse poi con le inquisizioni locali in tutte le diocesi. Alle mie spalle mi sembra quasi di vederla e di sentirla, la storia di Caterina Kurkas, una delle streghe, un nome forse tra i più annoverati nei documenti che raccontano la storia di Valli degli Inferi, di evocazioni di spettri e per l'appunto di donne accusate di stregoneria. La povera Caterina Kurkas, di cui noi non sappiamo come andò a finire la storia, noi non sappiamo se fu bruciata oppure no. È molto probabile, poiché era di Sedini, quindi un paese qui vicino, che la Caterina sia passata per questi ambienti. Cioè il primo processo lei lo abbia avuto appunto dal vescovo e da questo primo tribunale, e poi da qui portata appunto a Sassari e lì inquisita. L'accusa contro Caterina Kurkas nasce da una serie di gelosie tra donne. Quindi bastava anche solo che uno andasse ad accusare questa mi ha guarito in modo strano, oppure è successo questo fatto strano, che veniva immediatamente presa. Lei allora andò a difendersi davanti al parroco di Sedini, che la confessò e in qualche modo la indusse a dire che qualcosa era capitato. Cioè lei aveva fatto dei sogni di natura erotica, aveva visto e così via. E da lì è stato un andare giù di una persona che non aveva istruzione, insomma è entrata in una macchina, in un meccanismo che l'ha portata appunto ad un processo in grande stile. Mentre raggiungiamo il luogo nel quale venivano mostrati, chissà se utilizzati, gli strumenti di tortura della Santa Inquisizione, possiamo cercare di capire, o meglio potremmo cercare così di ipotizzare quanto per l'appunto potesse incidere
quello che era l'elemento psicologico del mostrare uno strumento di tortura e del far confessare l'inconfessabile o quello che effettivamente non era avvenuto da parte di una strega verso il mondo della fede. È vero, Marcello, hai detto una cosa interessante. Prima di accedere alla tortura, in realtà c'era tutto un lavoro psicologico, di intimidazione. Il condannato veniva portato a vedere uno strumento di tortura, che poteva essere questo, e appunto gli si diceva: se tu non confessi, tu potresti subire il potro, cioè tu vieni messo qui, noi ti allunghiamo senza fino al punto in quasi stai per disarticolarti, ma purché tu senta dolore e stai per subire un dolore acutissimo. Quindi eccolo là, il boia o potenziale carnefice. La parola tecnica è verdugo. Il compito del verdugo era quello di essere un esperto, era un vero esperto, nell'arte della tortura, come dicevamo, senza creare disastri fisici al torturato e senza effusione di sangue. E doveva saper dosare il dolore in modo tale che chi interrogava il malcapitato riuscisse ad avere il tempo di fare domande, ottenere le risposte e così via. Se non gli andava bene questa questione, allora si utilizzava, qui abbiamo il pozzo, la presa d'acqua, diciamo, dalla cisterna, allora si utilizzava la tecnica dell'acqua. L'Inquisizione norma in modo molto preciso le 5 tipologie di tortura, perché l'obiettivo non era, e non poteva farlo perché erano ecclesiastici, quello di manomettere la fisicità dell'imputato o addirittura fargli uscire il sangue. Tant'è vero che l'inquisitore, una volta pronunciata la definitiva condanna, consegnava l'inquisito, oramai il condannato, nelle mani dell'autorità civile che procedeva all'esecuzione. Quindi chi organizzava i grandi incendi o i grandi roghi, o chi metteva alle galere a vita legate, era sempre il re. Non poteva essere l'inquisitore o in questo caso il vescovo. Assolutamente. Quindi l'utilizzo ad esempio di quella che era una sega che doveva tagliare, addirittura squartare, usiamo questo termine perché forse è molto più esatto, ecco, in due un eventuale condannato, no, stiamo dicendo quasi certamente non è stato utilizzato. Marcello, permettimi, stiamo dicendo eresie. In compagnia di Domenico Sanna, guida turistica, cercheremo di scoprire ancor più in profondità i segreti di questa bellissima casa nella roccia che rappresenta, Domenico, un unicum in Sardegna e forse non solo nella nostra isola di Sardegna. Assolutamente sì, diciamo che la Domus Deianas per la storia che ha subito nel corso dei secoli è stata veramente trasformata dall'uomo, dal Neolitico, come dicevi bene tu all'inizio, fino al pieno Medioevo. Durante il periodo spagnolo addirittura è stata probabilmente un carcere temporaneo dell'Inquisizione. Purtroppo il paese di Siena ha dato un sacco di processi per quella che era la stregoneria e poi successivamente è stata abitata a più riprese. Stregoneria, streghe e quindi donne accusate di aver fatto dei sortilegi, dei patti, dei sabba col demonio. Ma quanto c'è di vero attorno a queste, per alcuni dicono, povere donne sarde che magari si dilettavano un poco di erbe? Sedini conserva ancora una grande tradizione, soprattutto per diciamo, la manipolazione delle erbe. Ancora qualche signora anziana, ma anche i giovani,
hanno imparato proprio ad andare in campagna alla vigilia di San Giovanni, la notte magica per eccellenza in Sardegna, a raccogliere l'iperico, l'erba di San Giovanni, per fare gli oleoliti. Si raccoglie anche l'elicriso, si raccolgono altre erbe per fare proprio quei composti che anticamente probabilmente servivano anche a quelle che venivano definite streghe. Ci fu la storia della Calvia, ma anche da parte dell'Inquisizione, per l'appunto le accuse verso altre donne. Ne ricordi qualcuno in particolare che fece un qualcosa che si è distinto, diciamo, nel corso della storia inquisitoriale? Allora, tra le altre donne, diciamo così, streghe, tra virgolette, che sono state poi ritrovate nell'Archivio Nazionale di Madrid, abbiamo Giovanna Porcu e poi Clara de Dominicon. E la cosa particolare di queste donne è che tutte, almeno nei vari interrogatori, dicevano di recarsi nella Valle dell'Inferno, che è una valle tra il paese di Sedini e il paese di Tergu. E ancora oggi è quella che noi chiamiamo una valle magica, immersa nel verde, ma soprattutto con tanti alberi, ma molto molto misteriosa ancora oggi. Proseguiamo il nostro viaggio, come promesso poc'anzi, superando quella che è una ipotesi di persona torturata, lasciandola alle nostre spalle così sdraiata, se non dormiente. Beh, i turisti che vengono a Castelsardo hanno necessità di immagini anche forti, plastiche, un po' del racconto che si fa in questa mostra, ecco perché ci sono a volte anche delle cose un po' esagerate. A Cagliari abbiamo visto, lo ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo in questo momento, la storia cronologica dell'Inquisizione spagnola. Abbiamo parlato anche di quella località detta Isistelladas, nella quale per l'appunto ci fu il trasferimento di un carcere, di un tribunale inquisitoriale legato dapprima ai domenicani per l'appunto e alla chiesa di San Domenica. Alcune delle immagini che scorrono in questo momento stanno facendo per l'appunto un vero e proprio excursus storico e un riassunto, ma poi avvenne anche quello, il trasferimento per l'appunto a Sassari, e anche lì ci è stato tramandato un tribunale abbastanza energico. Occorre distinguere. Mentre i tribunali diocesani e vescovili mantengono la loro funzione di veri e propri tribunali ecclesiastici, l'Inquisizione in Sardegna soffre di un peccato originale fin dall'inizio. Nasce come uno strumento nelle mani del potente di turno. Sia esso il nucleo dei nobili sardi che vogliono mantenere lo status quo antico medievale dei loro privilegi, contro i tentativi di innovazione e di riforma portati avanti dai viceré spagnoli, o il contrario, nelle mani del viceré per perseguire i suoi avversari politici, che in certi casi erano anche la nobiltà. Questo peccato originale si trasmette a tutte le funzioni della Inquisizione in Sardegna ed è il motivo anche dello spostamento da Cagliari a Sassari, ma è anche il motivo, ad esempio, del grande, più famoso processo, il processo Arquer o Arquer, dipende come lo vogliamo pronunciare, Sigismondo, che vede il personaggio, il grande inquisitore Diego Calvo, come grande accusatore. Ma dietro noi sappiamo che c'erano una serie di motivazioni di natura politica e di battaglie di altra natura che si sovrappongono invece ai temi più propriamente teologici o dell'eresia, quelli propugnati da Arquer. Arquer peraltro finì al rogo a Toledo e quindi subì fortemente, per non dire prepotentemente, quello che fu il martello inquisitoriale. Come tutti i castelli del Medioevo sardo, ma non solo, anche Castelsardo venne dotato di strumenti non soltanto di tortura, ma anche di difesa per
contrastare quanti volevano offendere o attentare alla vita dei castellani. E questo luogo dell'antica memoria del passato della Sardegna è un luogo che presenta fedelmente riprodotte per i visitatori sul lato destro degli strumenti di tortura, come ad esempio una antica gogna nella quale esporre al volgo anche ai tempi dell'Inquisizione delle persone che si erano macchiate di vari reati, soprattutto contro alla fede, ed anche di strumenti per poter difendere il medesimo castello, ad esempio questo pesantissimo ariete. In numerosi castelli medievali della Sardegna non è difficile imbatterci in veri e propri strumenti di morte, come ad esempio le armi da guerra utilizzate durante numerosissime battaglie, ma all'interno delle mura di tanti manieri, come ad esempio nel caso di Castelsardo, troviamo anche numerosissimi strumenti di tortura. Già, ma chi era in grado di utilizzare questi oggetti che mettevano i brividi? Uno era il cordel, una piccola corda che veniva avvolta nel muscolo oppure sulle ossa, o nel braccio o nelle gambe e nella pierna, e veniva stretta in modo tale, sempre progressivamente, in modo tale da far sentire un dolore acuto progressivo per obbligare il condannato. Oppure, quindi bloccando un po' i vasi sanguigni, i tendini. Tra tutto questo, il più terribile in realtà era la tortura nella quale il torturato veniva appeso ad una carrucola e veniva Quindi issato, quasi lasciato poi cadere. Però veniva issato con le mani legate all'indietro in questa posizione. La presenza del medico era importante perché con questo meccanismo sollevato con una corda lui veniva rilasciato e tenuto mezzo sospeso in aria e disarticolava le spalle. La funzione del medico, del fisiatra diremmo noi, era quello di riarticolarlo, quindi era un doppio dolore. Non rimaneva offeso, evidentemente non poteva sollevare le spalle per un certo periodo, però veniva riarticolato. Ecco, questa era la più terribile di tutte. L'altra questione era invece, vediamo qui la gabbia ad esempio, questo non è previsto dall'Inquisizione, ma è prevista come tortura per i carcerati, soprattutto nelle carceri regie. Noi avevamo una gabbia sospesa come pena di morte, tra l'altro, perché venivano lasciati morire anche là dentro, in quella che oggi si chiama Piazza Tola, a Sansel, dove c'è la biblioteca comunale, tra l'altro, che va ad occupare gli spazi dove esisteva il carcere di San Sebastiano, che era appunto il carcere dell'Inquisizione. Il nostro viaggio a Castelsardo per oggi termina qui e nel corso delle prossime puntate dal nord Sardegna raggiungeremo altri paesi e città con castelli e prigioni per addentrarci anche nella storia degli strumenti di tortura fedelmente riprodotti da un artigiano locale. Malleus Maleficarum è il programma che vi svelerà le vicende ufficiali ma anche i segreti e le leggende di un periodo oscuro come quello della Santa Inquisizione, anche per illustrare i suoi luoghi comuni.
La sua storia influenzò a lungo e notevolmente la vita, i costumi e solo in parte alcune tradizioni dell'isola di Sardegna. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.